cari amici, benvenuti negli studi di Mater Domini. Iniziamo oggi un nuovo programma dal titolo Sant'Alfonso, il più napoletano dei santi. A presentare questo programma sarà Giovanni Vitale. Giovanni Vitale svolge attività di psicologo-psicoterapeuta come libero professionista. Docente emerito di arte scenica presso il Conservatorio Statale di Musica di Salerno, in pratica ha insegnato ai cantanti, tra l'altro, la recitazione, la dizione della lingua italiana e del dialetto napoletano, la lettura espressiva e la dizione poetica. Ha pubblicato Manuale di dizione per cantanti, Dialetto napoletano, manuale di scrittura e di dizione, e questo libro che abbiamo qui, Affonso de Liguori, nobile napolitano, che prima fui paglietta e poi prevete santo. Proprio da questo libro noi partiremo per il programma. Questo programma sarà articolato in 15 puntate che ci faranno ripercorrere la vita di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, dalla sua nascita a Marianella a Napoli, passando per la sua giovinezza da giovane avvocato, poi alla fondazione della congregazione religiosa dei missionari redentoristi a Scala, nella costiera amalfitana, e continueremo con la sua attività che lo porterà a diventare missionario redentorista e alla sua opera di evangelizzazione. Fonderà tante case redentoriste, tra cui la nostra qui a Mater Domini, fino a giungere alla sua nomina a vescovo di Sant'Agata dei Goti e infine alla morte avvenuta a Pagani. Attraverseremo un secolo, il 1700, accompagnati in questo viaggio meraviglioso dal racconto di Giovanni Vitale. Ed è proprio a Giovanni Vitale che adesso cedo la parola, che ci illustrerà un po' il nostro percorso, il nostro viaggio. Con piacere. Dunque, perché ha scritto questa biografia? Grazie di tutto quello che hai detto e salve. Io ho scritto questa biografia, non sono né storico né un biografo, sono diventato biografo per caso. Insegnando agli alunni del conservatorio il dialetto napoletano, mi sono accorto che non ero soddisfatto dei libri in circolazione e volevo preparare per loro degli appunti, un piccolo libro su cui potessero studiare soprattutto la scrittura e la pronunzia. Studiando la materia mi sono fatto affascinare dal napoletano e da appunti è venuto fuori un libro di circa 900 pagine. Ripeto, un libro sulla pronunzia e scrittura. In questo libro io ho dovuto scegliere un mio modo di scrivere, perché forse non tutti sanno, il dialetto napoletano è una bellissima lingua, ci fa sognare, è molto descrittivo, è bello artisticamente, ma ha un difetto, ed è quello che ad oggi non c'è un sistema di scrittura condiviso da tutti, per cui ognuno scrive a modo suo. Se andate su internet troverete delle scritture che sembrano scritture di marziani, parole senza vocali e simili. Io ho scelto la mia scrittura e la volevo testare su qualche cosa. Pubblicato il libro, ho iniziato a scrivere delle poesie, traduzioni delle favole di Esopo, però la cosa non mi entusiasmava molto e volevo pensare a un quid, a un qualche cosa di più importante. Mi è venuta l'idea di scrivere, pur non essendo un biografo, la biografia di Affonso de' Liguori, nobile napolitana, che prima fui paglietta e poi prevete santo. E così è stata pubblicata quest'opera, proprio per testare come funziona il mio modo di scrittura in
in un racconto, in una poesia, in una composizione. Ecco, quali caratteristiche presenta quest'opera? Mi vengono in mente queste caratteristiche. Innanzitutto la cosa più ovvia e lampante che ha la caratteristica di essere scritto in dialetto napoletano. In dialetto napoletano dalla prima all'ultima parola, cioè dal titolo fino all'indice, passando per le note e pustil, passando per le appendici e ghiond, tutto in dialetto napoletano, comprensivo anche di un appendice in cui dico, sempre in dialetto napoletano, scrivo 12 regole di pronunzia e di scrittura e in un'altra ionta, un'altra appendice, metto l'elenco di alcune parole di cui vi dirò. Allora, la prima caratteristica è che è scritto in napoletano. Non si vede tutti i giorni una cosa simile. La seconda caratteristica che è un continuo dialogo con il lettore. Una continuazione nel libro io scrivo tu t'avissa credere che tu o posto suo che avesse fatto, mo te voglio contare sto fatto, tu pensa che le cavo tu, e questo fatto si dimostra una caratteristica che cattura l'attenzione del lettore, che si sente partecipe. Oltre a questa caratteristica ce n'è un'altra che è una tecnica di scrittura adottata, direi inconsapevolmente, di utilizzare moltissimi episodi, una specie di drammatizzazione, di modo che si segue facilmente. Quando Padre Saturno, in una presentazione del mio volume, mi accompagnò nella presentazione, scrisse tra l'altro: Giovanni ha scritto in questo libro più di 100, lui contò il numero esatto, erano 120, 125 episodi. E questa è una caratteristica perché si lascia un ambiente, se ne prende un altro, è come se fosse un bel romanzo che attira la curiosità dei lettori. Ancora, altra caratteristica è quella di aver fatto di tutto per evitare parole che non appartengono al napoletano. Esiste in linguistica il cosiddetto prestito da un'altra lingua. Io, per quanto possibile, non ho voluto far debiti al napoletano, ho cercato di non chiedere prestiti dall'italiano, in qualche rarissimo caso, e ho usato parole, so che ho usato parole che non tutti i napoletani è certo che capiscano, però ho utilizzato questa metodologia. Scusate, questa metodologia. Quando dicevo una parola, scrivevo una parola che probabilmente non tutti l'avrebbero capito, io la scrivevo in corsivo e con un asterisco. Questo corsivo e l'asterisco rimanda alla seconda ionta in cui c'è un calapino, c'è un dizionarietto con tutte quelle parole che non tutti i napoletani sono certi di conoscere. Per esempio, Sant'Alfonso, quando deve fondare la sua congregazione, si chiede: fosse superbio, fosse ufano. Quest'ufano, non tutti i napoletani lo capiscono, significa vanitoso. Oppure quando Sant'Alfonso parlava con un suo penitente e si preoccupava di una cosa, questo Pietro Barbarese dice: donna Fo, non va prennatite, non ci pensi. Non va prennatite significa non vi preoccupate, ed è un servizio che secondo me risulta molto utile per il lettore. Giovanni, perché ricavare dal suo libro un programma televisivo? Quando presentavo il libro, quasi sempre alla fine della presentazione qualcuno mi diceva: perché non si registra?
E io rispondevo: signori miei, il libro non è più mio, appartiene all'editore, è lui che può decidere queste cose. E l'editore, da me già precedentemente richiesto, mi diceva: caro Giovanni, se noi vendiamo il libro cartaceo e il dischetto, questa sarà un'operazione non conveniente, perché la storia mi insegna che i dischetti soventemente vengono rubati anche in libreria e poi chi compra il dischetto non compra il libro. Sono delle considerazioni fatte dall'editore per quanto riguarda la registrazione, però un'apertura si è verificata in proposito quando un padre redentorista, ed esattamente l'ex padre provinciale Davide Perdonò, attuale superiore di Materdomini, vedendomi un giorno qui a San Gerardo, mi disse: Giovanni, quando vogliamo fare la registrazione del tuo libro? Ah, risposi, sono a disposizione. Così è venuta l'idea di registrare in video, fare una videoregistrazione. Se ci domandiamo perché farne una videoregistrazione, perché una videoregistrazione, una puntata televisiva è un qualcosa diversa dalla lettura di un libro. Chi ascolta una puntata televisiva è molto molto più frequente, più numeroso di chi va in libreria a comprare un libro. Quindi è un'iniziativa per venire incontro a coloro i quali non hanno l'opportunità e una familiarità con la libreria. E poi ci sono tante altre considerazioni positive, cioè si consente alla gente qualsiasi, agli ascoltatori, il gusto, il piacere di sentire parlato e detto, interpretato il dialetto napoletano, perché il libro è muto, il libro dà riflessioni, dà emozioni, però il suono, che è indubbiamente legato sia alla poesia che alla letteratura scritta, alla prosa, viene trasmesso solo da una videoregistrazione. Praticamente è un valorizzare anche il libro e anche far venire il desiderio a chi non mette piede in libreria molto facilmente di entrarci per una modica somma, qual è il costo del libro, per dire: me lo voglio leggere pure io, vedere come è scritto, voglio seguire Giovanni Vitale nella prossima puntata, quello che lui dirà. E insomma è molto più affascinante la videoregistrazione. E siccome ho citato padre Davide Perdonò, devo dire che io devo molto ai padri redentoristi, sia per questa opportunità della videoregistrazione che mi stanno dando, ma anche sulla pubblicazione. Non tutti sanno che è facile scrivere un libro, il problema sta nel pubblicarlo. È un detto, sembra curioso, ma è la realtà. Quando dovevo pubblicarlo, mandai a diverse editrici parte del testo, niente. Passai a un secondo gruppo, gli editori più piccoli, si fa per dire, e la sera mandai la mia mail anche a un editore napoletano, un tale Franco Di Mauro. La sera inviai la mail, la mattina successiva mi telefonò Franco Di Mauro. Mi telefonò Franco Di Mauro e mi spiegò perché si era interessato a questo mio lavoro. E io ho con me la sua confessione. La pubblicazione del libro, mi diceva Franco Di Mauro,
Per me era un debito dovuto a Sant'Alfonso per aver guidato il mio incontro con mia moglie, che era nata e vissuta a Marianella. Per chi di voi non conosce al primo nostro incontro Marianella, Marianella è la località, il quartiere di Napoli in cui è nato Sant'Alfonso Maria dei Liguori. È stata una combinazione. Sono stato fortunato. Ma non finisce qui. Io sono ancora riconoscente ai Redentoristi perché una volta che Franco Di Mauro aveva tutto preparato per stamparlo, si rivolse a me e disse: Giovanni, noi prima di mettere mano alla stampa dobbiamo trovare un congruo numero di prenotazioni. E mettiamoci a trovare queste prenotazioni. Mi rivolsi anche a padre, la buonanima di padre Giovanni Vicidomini, allora rettore del collegio di Pagani, il quale guarda un po' la combinazione e in quel periodo stava preparando l'organizzazione della celebrazione del 250° anniversario della consacrazione episcopale di Sant'Alfonso. Quando mi sentì, disse una sola cosa: Giovanni, basta, per quando è pronto. In che senso? A me serve entro il 20 giugno, sarà pronto, senz'altro. Non ti preoccupare perché 200 copie le compro io. Questo mi pare che è un segno della, diciamo che è una cosa che mi deve rendere ancora di più riconoscente a Sant'Alfonso e ai padri redentoristi. Mi vorrei soffermare su una scelta di cui lei ci ha già accennato precedentemente, la scelta del dialetto napoletano. Cosa pensa possa significare una biografia in dialetto napoletano? C'è un detto, alcuni ritengono, scherzosamente, che l'autore scrive il libro e i critici trovano le motivazioni della scrittura del libro. In un certo senso mi ritrovo anche io in questa situazione. Io ho scritto, come ho detto all'inizio, perché volevo testare il corpus di regole di scrittura applicate a un libro. Questa era la mia motivazione. È chiaro che io, quando l'ho scritto, sapevo che stavo scrivendo una biografia, stavo mettendo delle parole in bocca a un santo, leggere le intuizioni di un santo e questo mi ha portato a capire bene, a riflettere qual è il mondo di Sant'Alfonso, qual è la sua ideologia, i suoi sentimenti, le sue aspirazioni. Ho cercato di pescarle, di trovarle, di farle mie e di metterle in dialetto napoletano, cioè di farle dire con le stesse parole che probabilmente lui nella vita usava quando parlava. E in questo, per la verità, mi è venuto incontro molto il primo biografo di Sant'Alfonso, il padre Antonio Tannoia, che alla fine del 1700, a pochi anni dalla morte di Alfonso, ha scritto la sua biografia. Io nel rileggere Antonio Tannoia sento il substratum dialettale che c'è sotto. Quello è un dialetto napoletano portato in italiano. E dico questo per dire che mi è stato facile scrivere in dialetto napoletano, ma volendo trovare un significato a una biografia scritta in dialetto napoletano, io dopo ci ho pensato. Ma insieme a me, e dico in modo più lucido di quanto abbia fatto io, l'ha fatto il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, che mi ha fatto l'onore di scrivere la prefazione al libro. E voglio solo leggere
solo alcune parole scritte dal cardinale. Il dialetto può essere un inizio o una metafora di un nuovo metodo per avvicinare l'intero popolo alla fede cristiana, per creare quella necessaria cerniera tra la cultura alta, di cui pure c'è bisogno, e la cultura corrente. Questo vuol dire, nell'ottica del cardinale della Chiesa, che scrivere in dialetto napoletano qualcosa che è vicino al popolo, quale è un suo figlio, il modo di parlare di un suo figlio santo, può essere l'opportunità di farci piccoli noi per aiutare i piccoli, di farci poveri per aiutare i poveri, di parlare il dialetto napoletano per far capire tutti coloro che da anni hanno smesso, come scrive il cardinale in un altro pezzo della prefazione, hanno smesso di leggere e di scrivere. Questo è un avvicinamento ai poveri, un significato che potrebbe avere questa biografia. Lei ci ha detto che è un biografo di Sant'Alfonso per caso, ma soddisfatto del lavoro fatto. Ecco, questa frase mi ha colpito. In che senso è soddisfatto del lavoro fatto? Perché sono un biografo per caso, l'ho già spiegato, sono soddisfatto non per il successo di vendita che abbia avuto il libro, questo non c'è, ma perché? Per più di un motivo. Innanzitutto io quando devo aprire il libro per qualche cosa, perché mi serve per qualche motivo, io tra me e me sorrido, mi compiaccio. Quando l'ho scritto mi trovavo in uno stato di grazia, perché è divertente e so che si divertiranno anche gli ascoltatori, perché è divertente. E sono soddisfatta anche per un altro motivo. Io ho insegnato al conservatorio anche in un master intitolato Master sulla canzone e dialetto napoletano. Io ho insegnato in questo master. Bene, ai miei alunni ho fatto leggere come esercizio di lettura il libro mio, Alfonso de Liguori, e vedevo che mentre gli alunni, parlo non di ragazzi, ma tutta di gente adulta, dottori, professori, insegnanti, tra di loro sorridevano ed erano divertiti, e più di uno di loro mi ha chiesto successivamente un'altra copia, chi per regalarla alla madre, chi per fare un omaggio a un amico, e qualcuno anche 5-6 copie insieme, sapendo, questa era la loro ottica, di far contenta o contento la persona alla quale l'avrebbero regalato. E sono soddisfatto per questo motivo, perché io mi accorgo, quando lo leggo, che sorrido. Perciò sono soddisfatto. Andiamo adesso su una domanda personale, forse la più difficile di quella che le ho fatto fino adesso. Cosa pensa di Sant'Alfonso? Non è difficile, è facile per me in questo momento e mi piace. Penso tutto il bene possibile, perché è un dottore della Chiesa, quindi ci inchiniamo alla sua cultura. Ha scritto più di 100 opere, ma opere importanti. È un artista, un compositore, un letterato. Poi è stato una persona che una volta che ha fatto una scelta maturata, l'ha portata avanti come un treno, ignorando anche le suppliche del padre e della madre che lo invogliavano a non andare in una determinata direzione. Lui ha tirato diritto. Mi piace
perché ha fatto la scelta dei poveri. È andato una persona che è andato controcorrente, una persona che ha interpretato le esigenze del Vangelo. Mi piace ancora perché è una persona che io ho scritto un santo nel libro, un santo che non guarda solo in cielo, un santo che non guarda solo in cielo, cioè teneva i piedi per terra. Quando nella sua diocesi c'è stata la carestia, questo vescovo non è stato vescovo di Sant'Agata dei Coti, non è stato rinchiuso nel suo vescovato, è andato in mezzo al popolo, si è dato da fare, ha venduto quanto più poteva vendere del suo per comprare grano ed altro per la popolazione che moriva di fame. Su questo argomento ho scritto tanto nel libro. La gente mangiava l'erba della strada, delle siepi, e lui era presente. Poi Sant'Alfonso non accettava, che bella virtù, raccomandazioni, come attuale oggi. Ci vorrebbero tanti Sant'Alfonso. Non accettava raccomandazioni e lo diceva. E poi faceva le cose giuste, giustizia con tutti, al punto che a quel tempo c'erano i vitalizi, parola che corre anche oggi in altri contesti, le rendite per i canonici oppure per dei sacerdoti. Ora, quando moriva un canonico che era titolare di un vitalizio, il vescovo doveva scegliere uno dei sacerdoti o dei canonici che potesse sostituire, cioè subentrare a questo canonico defunto. E per Alfonso questo fatto, dover scegliere a chi dare la rendita e il vitalizio, come diceva lui, non come dico io, preferirei stare al posto del canonico morto, preferirei morire anziché dover scegliere. Perché? Perché capiva che poteva commettere qualche, diciamo, un illecito di fronte a Dio e di fronte alle persone, e portava con sé un libricino in cui scriveva tutte le virtù, tutte le competenze dei sacerdoti, e al momento giusto, quando doveva scegliere chi doveva sostituire quel canonico, quel sacerdote, sceglieva: questo sa cantare, questo sa fare questo sa parlare, questo è studioso, e chiedeva consigli per non fare, per non commettere ingiustizie verso le persone. Questo suo rispettare gli umili, tutte le persone, per me è una cosa bellissima, e certamente non ho esaurito le cose belle che potrei dire e che si possono dire su Sant'Alfonso. Carissimi telespettatori, non ci resta che salutarvi e invitarvi a seguire questo meraviglioso viaggio nella vita di Sant'Alfonso. A tal proposito, Giovanni Vitale vuol darvi un suo particolare saluto. Spero che tu, sentendo questa storia, potessi imparare qualche cosa in più di quello che sapevi. Spero specialmente che la storia d'Alfonso dei Liguori ti facesse venire la voglia di copiare un poco da vita sua, come piace a te. Sai con me, se uno legge, si vede e non si cagna un poco, è come se non avesse leggiuto niente. Da parte mia ti saluto con saluto d'Alfonso, cagnata un poco. Raccomandiamoci tutte e due, io per te e tu per me, a Gesù e a Maria.